Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, da Giulio Cainarca, ben trovati al nostro appuntamento del mercoledì con gli scorretti e a questo proposito do il benvenuto e il buongiorno, lo vedo già collegato a Carlo Cambi. Carlo, buongiorno e grazie. Cardinale, che visione celestiale, paradisiaca. Grazie Carlo, ed è subito con noi, lo ringrazio in particolare, Guido Guastalla che torna qui in questa rubrica, che dovrebbe già essere collegato telefonicamente, che saluto e ringrazio. Buongiorno dottor Guastalla. Buongiorno e complimenti alla vostra radio che è sempre in prima linea. Grazie dottor Guastalla, mercante d'arte internazionale, editore della splendida casa editrice Salomone Belforte. Come andiamo? Eh? De Guido, come andiamo? Discretamente. Allora. Quando ci sono amici come voi, sempre bene. Allora, stavo dicendo, per chi non lo conoscesse, editore della splendida casa editrice Salomone Belforte, attiva dal 1805 a Livorno, assessore alla cultura della comunità ebraica di Livorno dall'84 al 2011, si candidò anche sindaco con una lista civica che ottenne il 24,5% dei voti nel 2004 a Livorno, vicepresidente dell'Associazione di Amicizia Ebraico Cristiana che ha fondato sempre a Livorno e esponente di spicco della comunità ebraica italiana e non solo. Grazie dottor Guastalla per essere di nuovo con noi, su segnalazione anche di un fatto significativo che magari poi ci racconterà e che mi ha raccontato ieri proprio Carlo Cambi, no? Conversando prima della trasmissione. Tra l'altro un anno fa proprio Carlo la intervistava sulla Verità, un'intervista che suscitò anche determinate reazioni, ce lo dirà lei, e che la Verità riassumeva così: noi ebrei traditi dai progressisti. A sinistra era un anno esatto fa, il 2 settembre del 24, a sinistra dilaga l'antisemitismo, inseguono i musulmani per qualche voto in più e dal 7 ottobre del 23 l'assalto di Hamas contro i cittadini israeliani, dal 7 ottobre mi sento solo, perfino a Livorno, dove la mia famiglia arrivò 500 anni fa. La Digos mi consiglia di non andare in giro. Così la Verità riassumeva la sua peraltro lunga conversazione con Carlo Cambi. Cos'è successo da un anno fa ad oggi e cos'è successo anche in questi giorni, motivo per cui l'abbiamo nuovamente chiamata a partecipare qui a questa trasmissione? E soprattutto le dico che aria tira, perché è inutile che le stia a fare la rassegna stampa di oggi su Gaza, sulla commissione dell'ONU, eccetera, eccetera, e sul clima che si respira in Italia, anche nella comunicazione mediatica, no? Perché proprio in questi giorni mi sembra che si vadano esacerbando le posizioni anti-israeliane un po' dappertutto, trasversalmente. Questa cosa qui tocca un po' tutte le ideologie e le appartenenze, no? Mi pare di capire. Però le lascio subito la parola e poi lascio la parola anche a Carlo Cambi, naturalmente, perché piacerebbe capire come la vive lei, che ha una lunga esperienza e ha una lunga sensibilità anche in merito a questi umori che a me sembrano umori di una inciviltà crescente e un po' spaventosa anche. Dottor Guastalla. Benissimo, e con Carlo Cambi noi abbiamo un'antica fortissima amicizia e consanguineità di visioni, e quando mi propose quell'intervista, che io detti diciamo senza nessuna preparazione specifica ma con una diciamo disponibilità a dire quello che realmente pensavo l'ho detto, e in alcuni ambienti della comunità ebraica, forse per non irritare troppo il sindaco di Livorno e le autorità pubbliche di Livorno, si smentì quello che avevo detto. In realtà poi hanno dovuto riconoscere che era esattamente quello che era in fieri e che era solo all'inizio. Anche perché, mi scusi dottor Guastalla, la interrompo solo un attimo, ma mi faccia dire, lei la sinistra, il Partito Comunista lo conosce e i suoi derivati li conosce benissimo. Io lo conosco molto bene, e nel 1967, quando ero ancora molto giovane, fui invitato prima della guerra dei 6 giorni a intervenire insieme al senatore Sereni a nome del Partito Comunista. La riunione andò male perché gli ebrei, soprattutto di origine libica, che erano stati cacciati da pochi mesi dalla Libia,
insorsero e praticamente fecero terminare la manifestazione dopo pochi minuti. Dopo alcuni giorni fui contattato da alcuni membri del Partito Comunista a cui avevo aderito, i quali mi chiesero di fare una scelta fra la mia appartenenza trimillenaria e il Partito Comunista, che è uno strumento che aveva appena 70 anni. Siccome avevo fatto una tesi sull'egemonia in Gramsci e sul rapporto mezzi-fini in Machiavelli, risposi che confondere mezzi, che è un partito, con i fini, che sono l'identità e i valori di una persona di appartenenza ad una tradizione antica, sono cose che non si possono mettere sullo stesso piano, e quindi rinunciai a questa appartenenza. Ma devo dire onestamente che quel partito non era ancora il partito, cioè chiamiamolo ancora partito, ma in realtà è un movimento scomposto dove ognuno, come le pecore matte, vanno per conto loro. Quel partito aveva ancora una... Scusa se ti interrompo, sai come dico io? Sì. Che è partito ma non si capisce dove va. Sì, ma non si capisce nemmeno oltre che dove va chi è, capito? Esatto. Comunque nel 67 la situazione, diciamo, era ancora tranquilla, nel 73 cominciò a peggiorare fino al 1982, quando con il Discolpati Israele di Rosellina Balbi sulla Repubblica, che insorse contro questo atteggiamento, diciamo, chiaramente antisemita, che i vecchi dirigenti del partito avvertirono e cercarono nei limiti del possibile di contrastare. La situazione poi è continuamente peggiorata, perché praticamente il partito, cioè l'ideologia comunista è crollata, il sovietismo lo stesso, ma i principi dell'anticolonialismo, antirazzismo, anti-apartheid, eccetera, eccetera, sono non solo rimasti, ma si sono saldati con l'islamismo della fratellanza musulmana, per cui noi abbiamo avuto nel passato intellettuali importanti come Roger Garaudi, eccetera, eccetera, che si sono Lacan, che si sono convertiti all'Islam e che si sono saldati con questa visione dell'estremismo islamico, che è quello della fratellanza musulmana. Tutto questo ha creato una miscela esplosiva che è penetrata nei giovani, tant'è vero che ieri a Pisa c'è stato questo professor Rino Caselli che è stato, diciamo, malmenato, i libri gli sono stati distrutti di fronte a lui, è dovuto ricorrere alle cure mediche all'ospedale. Abbiamo avuto un altro professore al Politecnico di Torino che è stato, diciamo, sospeso dal rettore per motivi analoghi, e quindi viviamo una situazione che sta precipitando, cioè viviamo veramente in una difficoltà che è quella che hanno vissuto i nostri antenati. Questo odio, questa volontà, diciamo, di non discutere insieme, di non parlare, che poi è quella che ha portato alla morte di Kirk, va bene? L'uso di parole malate, cioè noi dovremmo curare le parole malate, invece si usano parole estreme che genocidio, per esempio oggi dice l'ONU ha dichiarato che è un genocidio, ma non è una commissione dell'ONU secondaria presieduta da persone islamiche, quindi non è l'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU, il Consiglio di Sicurezza, cioè è una appendice dell'ONU, però si dice l'ONU, e con questo praticamente si identifica questa condanna con l'intera comunità mondiale, e naturalmente le persone non vanno poi a distinguere tra un particolare e un altro particolare, prendono una notizia e la fanno propria. Ecco, questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. È apparso sul Tirreno di Livorno una mia lettera in cui chiedo al sindaco di Livorno, che non si è presentato al giorno della cultura ebraica, che poi era un giorno che celebrava il libro nella cultura ebraica, non si è presentato e nessuna autorità si è presentata, e noi a questo sindaco di Livorno, che il 7 ottobre non espresse nessuna solidarietà alla comunità ebraica, impedì la proiezione della
bandiera ebraica sulla facciata del comune, e così come è avvenuto peraltro a Milano con Sala, il quale diciamo è stato anche lui finalmente messo da parte dalla comunità ebraica come persona non gradita e non amica. A questo sindaco di Livorno vogliamo chiedere di chiarire questo comportamento che consideriamo indegno della nostra città. D'altra parte Livorno, che è la città delle nazioni, la città della tolleranza, dove il Granduca permise agli ebrei di tornare, di esercitare le professioni e la fede ebraica e pubblicare libri che dal 1650 sono stati pubblicati, è una città che vive di una illusione, cioè questa tolleranza, questo rispetto, questa vivere insieme è un qualcosa di naturale. In realtà non è una cosa naturale, è una cosa che si crea attraverso l'educazione, attraverso anche l'imposizione della legge. E se questo non avviene, praticamente noi siamo costretti anche nelle festività a vivere asserragliati nella sinagoga con le forze dell'ordine. Fortunatamente a Livorno abbiamo la Folgore, che è una garanzia assoluta di sicurezza, con soldati in assetto di guerra. Se questa è una vita normale per un cittadino italiano, che è italiano a Roma da oltre 2200 anni, a Livorno da almeno 500 anni e nel resto d'Italia da 5, 6, 7, 800 anni, io credo che sia una cosa di cui parlare, di cui discutere, di cui approfondire e di cui preoccuparsi. Ecco, questo è quello che vorrei in sé. E quindi noi viviamo, naturalmente siamo abituati, i nostri nonni hanno vissuto anche tragedie maggiori, hanno vissuto la Shoah, i rastrellamenti, il fuggire di fronte ai nazisti. Io fra l'altro ho promosso e ho ottenuto da Israele il riconoscimento di giusti delle nazioni per una famiglia dei contadini di mia nonna che ci hanno salvato e che finalmente hanno questo riconoscimento. Quindi i giusti ci sono sempre stati, i malvagi lo stesso, e noi cerchiamo di sopravvivere a questo turbine che sta distruggendo non tanto la nostra tranquillità e la nostra vita, ma quella degli altri, perché l'odio fa male soprattutto a chi odia. Ecco, dottor Guastalla, lei è stato chiarissimo, come sempre. Volevo sottolineare questo aspetto e poi sentire l'opinione di Carlo Cambi anche. Quello che è accaduto a Livorno, certamente lei dice nella storia ci sono state tragedie vere e proprie, a Livorno però non era mai accaduto che un'amministrazione comunale snobbasse e disertasse un appuntamento importante con una comunità che fa parte della storia di Livorno, no? Che è la storia di Livorno. Tra l'altro nel 1962 mi pare, Livorno si gemellò con la città di Bat Yam, che è stata colpita dai missili iraniani nei mesi scorsi. Nessuna voce di solidarietà si è alzata dall'amministrazione locale per ricordare questa cosa. Un altro episodio grave a Livorno è stata aver costretto alle dimissioni l'assessore Simone Lenzi, assessore alla cultura, una lista civica, Amare Livorno, che è di estrema sinistra, che appoggia l'amministrazione locale, ha scritto sul giornale locale una lettera in cui si dice che le sue dimissioni erano indispensabili perché inammissibile la sua vicinanza alla comunità ebraica e a Israele. Questo è quello, sono i fatti. Quindi, allora, sono fatti, giustamente dice il dottor Guastalla. Allora io chiedo a Carlo Cambi di interpretarli questi fatti. Cosa ci dicono questi fatti? Così come mi permetto di aggiungere, sono fatti ciò che è accaduto in Spagna. Lì addirittura c'è un primo ministro che dice: coloro che nel nome della Palestina, c'erano 500 radicali identificati dai servizi segreti, è stato detto alla polizia spagnola di non fare assolutamente nulla. C'è stato uno schieramento di polizia insufficiente, fate quello che volete, interrompete il giro ciclistico, l'equivalente del Giro d'Italia, la Vuelta spagnola, nel nome della Palestina e contro Israele.
sono fatti, per esempio, quello di cui si è occupato poco fa Giovanni Sallusti, un personaggio minore, se vogliamo, Enzo Iacchetti, che però va in TV dalla Berlinguer a manifestare un odio travolgente e inarrestabile contro Israele, contro chi difende Israele, pur attaccando Netanyahu. Sono fatti nel mio piccolo, sono fatti anche quello che dice Gattuso, no? Che rappresenta comunque una persona forse non informata, non attenta, rappresenta l'italiano medio, il quale dice è stata una bella rogna, una bella rottura di palle avere Israele nel nostro girone. Potevamo evitarcela questa rogna, saremmo stati fortunati. Insomma, Pisa, l'ha citata poco fa il dottor Guastalla. Sono tanti fatti uno dopo l'altro. Cosa ci dicono tutti questi fatti, Carlo? Beh, ci dicono che siamo tornati indietro più o meno di 6 secoli, perché nel 1593 Ferdinando de' Medici comincia così: a tutti voi, mercanti di qualsivoglia nazione, levantini, potentini, spagnoli, portoghesi, greci, tedeschi, ebrei, turchi e mori, armeni, persiani e altri, saluto. Significhiamo per queste nostre patenti, qualmente essendo noi mossi da degni rispetti e massimo dal desiderio, che è in noi per beneficio pubblico da crescere l'occasione, l'anima forestieri di venire a frequentare i loro traffici e mercanzie nella nostra diletta città di Pisa e porto di Scala di Livorno, costare e abitare con le vostre famiglie o senza esse, sperando non abbia a risultare utile a tutta Italia, a nostri sudditi, massimamente a poveri, però per le sopraddette e altre cause e ragioni ci siamo mossi a darvi e concedervi, siccome noi in virtù delle presenti diamo e concediamo le grazie e i privilegi, prerogative, immunità e esenzioni infrascritte. Sai cos'è questo? Le leggi livornine. No. Ecco, sì, esattamente è l'incipit della prima delle Costituzioni livornine, in forza delle quali il nostro grandissimo amico, grande intellettuale, enorme imprenditore, conoscitore profondissimo dell'arte anche cattolica e cristiana, Guido Guastalla, può oggi abitare l'unica città al mondo che non conosca ghetto ebraico e dalla quale si è sempre profusa una luce di libertà e tolleranza. Livorno. Vorrei farvi notare il famoso sindaco di Roma, non c'è trippa per gatti, Nathan, nasce da una famiglia di Livorno, di ebrei ebrei livornesi, che i separditi, quando arrivano cacciati dalla Isabella la Cattolica dalla Spagna, approdano a Livorno, e che a Livorno si parla una lingua, il bacitto, che è espressione di unità tra il corredo culturale italiano, anzi toscano, e il corredo culturale enorme dell'ebraismo. Se noi, dopo 7 secoli da quella Costituzione, vediamo che il professor Casella viene corcato di botte a Pisa citata nella Costituzione livornese, se vediamo che i giornali, per esempio quello dove lavoro io, ti dicono beh, andiamoci piano con sta roba di condanna dei Propal, perché poi può essere che i lettori si rivoltano. Se si piglia per vero che l'ONU, che il Papa, non il rabbino Cappo, il Papa ha detto non conta nulla, possa attribuire la parola genocidio a quello che Israele sta facendo, forse sbagliando, ma sta facendo per la sua sicurezza. La cosa che io domando è, ma questo Occidente che si indigna contro Bibi Netanyahu, l'8 ottobre non poteva andare a Gaza, lei, con la NATO, con l'Unione Europea, con i caschi blu, e dire amici israeliani, ci pensiamo noi vi garantiamo la sicurezza. Non poteva pigliare e condannare Hamas
come criminali internazionali e fare la operazione di pulizia che oggi Netanyahu, forse esagerando nei modi, deve condurre per garantire al suo popolo la sopravvivenza. Ma non sentite l'enormità di affibbiare a chi ha perso nei forni crematori nazisti 6 milioni di persone la stessa accusa di genocidio. Ma è un'enormità. Però fammi dire, poi mi taccio. Dobbiamo fare anche una piccola pausa, Carlo. E ci sono tutti gli elementi per avere paura, perché sta tornando esattamente ciò che successe nel 28. Allora, altro che il 14, come dice Mattarella. Ci fermiamo un attimo soltanto per motivi tecnici, una piccola pausa. Poi torniamo subito con Carlo Cambi e con Guido Guastalla. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, rieccoci in onda. Dottor Guastalla, Carlo Cambi ha usato la parola paura. Lei non è un uomo di paura, perché è un uomo di cultura, è un uomo di grande visione, di coraggio, e anche un uomo positivo. Però le chiedo, ha paura? Ma io personalmente sarò incosciente, non ho paura e continuo a fare la mia vita. Certo, è soprattutto un motivo di tristezza assistere ad una situazione come quella in cui ci stiamo trovando. Devo dire poi che ci sono tutta una serie di falsità che vengono messe in circolazione. Ad esempio, la situazione è cominciata con il 7 ottobre. No, la situazione è cominciata almeno dal 2005, quando Gaza fu lasciata dagli israeliani che presidiavano alcune colonie, come si suol dire, e la guerra del Libano sul fiume Litani, che è del 2006 mi pare, e dal nord e dal sud missili in continuazione sono arrivati su Israele. Mia moglie, che è vicepresidente nazionale della DEI, WISO, Associazione Donne Ebree Italiane, è 20 anni che raccolgono fondi per rifondere i vetri blindati rotti degli asili infantili di quei kibbutzim, cioè di quelle organizzazioni, diciamo, collettivistiche che ci sono. Sì. Questo per dire che al nord, ad esempio, i miei amici della Folgore, che fanno parte dell'UNIFIL e dell'ONU che presidia quella guerra che fu, diciamo, interrotta, e dovrebbero, diciamo, impedire il riarmo delle milizie Hezbollah e così via, mi raccontavano e mi raccontano che fino ad oggi la pace è stata garantita dal fatto che loro hanno fatto finta di non vedere i tunnel che costruivano, le armi che accumulavano. Cioè, la situazione è molto grave. Poi i filo-palestinesi dicono che la situazione è cominciata 80 anni fa con l'occupazione coloniale di quelle terre da parte di una popolazione di origine europea, gli Ashkenaziti, che non sono i veri ebrei, ma nessuno ricorda per esempio il 1 milione di ebrei cacciati dai paesi arabi. È stato valutato che 268 miliardi di dollari sono stati confiscati a queste popolazioni, che sono dovute partire dai paesi dove vivevano talvolta da 2000 anni senza un centesimo. Devo ricordare un esempio. In Libia è stato riconosciuto un esempio straordinario da parte dei funzionari dell'Alitalia
durante una cerimonia a cui ho partecipato di un ebreo libico che ha pubblicato un libro con noi e che è diventato praticamente il responsabile della logistica americana, un uomo straordinario, dove i funzionari dell'Alitalia hanno escogitato uno stratagemma per rendere possibile a queste persone di portare via un po' di soldi, cioè a dire, questa gente col denaro comprava biglietti aerei per tutto il mondo, poi arrivati in Italia gli sono stati restituiti i denari, perché non potevano portare via che più di 10 sterline libiche. Cioè questa è la realtà che ha subito questa popolazione, semplicemente per la sua appartenenza ad una tradizione di popolo, di religione, eccetera, che si chiama ebraismo. L'altro giorno a Milano, nella mattinata, nella presentazione del nostro libro L'odio di sé dell'Occidente e il nuovo rifiuto di Israele, il rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib, ha concluso il suo intervento. Tra l'altro c'era Monsignor Fumagalli, c'era l'imam Pallavicini, c'era giornalisti come Niran Ferretti, Paolo Salom del Corriere, ha concluso il suo intervento dicendo: nella Torah, nella Bibbia, va bene, a un certo punto si dice che gli ebrei non devono odiare gli egiziani, non devono odiare gli egiziani anche se hanno subito 400 anni di persecuzioni, di umiliazioni, di offese, di tutto quello che si può, diciamo, fare nei confronti di un popolo schiavo. L'odio è una cosa che fa male soprattutto a chi odia, e invece colui che si libera dall'odio ha l'animo libero per poter valutare correttamente anche le ragioni dell'altro, perché le ragioni non sono mai tutte da una parte o tutte dall'altra. Ci sono degli aspetti che sono da una parte e altri che sono dall'altra. L'importante è trovare un compromesso e soprattutto eliminare questa radice dell'odio, che è veramente un qualche cosa che non è ineluttabile, può essere eliminato, è nella nostra volontà poterlo fare. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Carlo giustamente prima si esprimeva con sdegno circa l'utilizzo della parola genocidio. Lei che l'ha vissuto sulla sua pelle, sulla sua famiglia, sulla sua storia, il genocidio, quando sente parlare di genocidio compiuto da Israele ai danni della popolazione di Gaza, cosa pensa? Che cosa le scatta? Che pensieri fa? Dottor Guastalla. Durante la guerra abbiamo avuto un blackout, le chiedo scusa, l'abbiamo persa per qualche secondo, adesso la sentiamo. No, dico che è l'uso di una parola in senso malato. Cioè, cos'è stato il genocidio ebraico e anche di altre popolazioni durante la seconda guerra mondiale da parte dei nazisti? La volontà scientifica di eliminare una popolazione non per quello che faceva o per quello che diceva, ma per quello che era. Cioè a dire, durante la guerra, la mia famiglia e noi che eravamo appena nati, dovevamo scappare continuamente perché i nazisti ci volevano arrestare e deportare in Germania e poi uccidere per quello che eravamo, non per quello che stavamo facendo. Quindi il genocidio riguarda una visione scientifica che prevede la distruzione di un popolo. In Gaza c'è una guerra dove una parte, diciamo, della popolazione araba non vuole arrendersi, non vuole liberare gli ostaggi, e quindi l'altra parte, che è lo Stato di Israele, conduce una guerra cercando in tutti i modi di evitare il più possibile i danni alla popolazione civile. Cioè non vengono cercati gli arabi di Gaza in quanto tali per essere uccisi, bambini, donne, vecchi, uomini, eccetera. Quindi il genocidio, che è stato codificato da Raphael Lemkin, che era un avvocato ebreo che lo codificò per il genocidio
diciamo armeno, è una cosa precisa, cioè gli armeni subirono un genocidio da parte dei turchi, che i turchi non vogliono neppure oggi riconoscere, perché erano una popolazione armena. Purtroppo il genocidio armeno, fra l'altro, fu incoraggiato da una serie da una campagna di stampa, ecco perché la stampa ha sempre una grande importanza, tedesca, perché la Germania imperiale era alleata con l'impero musulmano di Istanbul per costruire anche la ferrovia Berlino-Baghdad, e naturalmente i giornali tedeschi, fra cui la Frankfurter Allgemeine Zeitung, pubblicavano articoli in cui si diceva che gli armeni erano i super ebrei che sfruttavano la popolazione turca. Ecco, da questa campagna siamo arrivati poi al genocidio. Ecco perché le parole malate sono pericolosissime. Ecco, tra l'altro, dottor No, non volevo interromperla, mi scusi, prego. Quindi noi viviamo in una dimensione dove l'uso di questo termine genocidio è iniziato in sordina, è stato contestato all'inizio, ma poi è dilagato. Cioè ormai l'ONU ha deciso che è un genocidio. Punto. Ecco, no, la stavo interrompendo, no? In realtà per interloquire, perché lei ha citato prima, io l'ho recuperato velocemente, l'articolo di Rosellina Balbi su Repubblica, no? Del 6 luglio del 1982, intitolato Davide discolpati, no? Esatto. Dove Balbi rispondeva a chi durante la guerra del Libano accusava Israele di comportarsi come i nazisti, e usava la stessa parola perché a proposito del Libano si diceva sono morte migliaia di persone innocenti, ma questo non autorizza, mi pare, l'uso del termine genocidio, no? E a provarlo, tra le altre cose, il fatto che Israele invitava i cittadini libanesi a evacuare le loro città prima di bombardarle. Perché l'avrebbe fatto se avesse dovuto provocare un genocidio? Quindi siamo il 6 luglio del 1982. Carlo. Giudo, scusa, nella specifico della Palestina, lo stesso ha fatto adesso Israele, dicendo andatevene, e chi l'ha ingabbiati è l'Egitto, che gli ha chiuso i valichi di frontiera. Vorrei che fosse chiaro che la gabbia ai palestinesi non l'ha costruita Netanyahu, l'hanno costruita gli egiziani a sud e i giordani e i siriani a nord, cioè occhio. Quindi genocidio è una pura invenzione propagandistica. Questa è la mia idea. Ecco, io vorrei chiudere la conversazione con lei, dottor Guastalla, ringraziandola per tutto il tempo che ci ha dedicato, ma vorrei coinvolgere su questo punto naturalmente anche Carlo Cambi. Allora, la mia domanda finale per questa conversazione, naturalmente, poi avremo, credo, spero, il piacere di risentirci ancora, però la mia domanda è questa qui. Allora, in questo frangente, no, noi abbiamo citato l'articolo dell'82 che poneva le stesse questioni, si usava a sproposito contro Israele il termine genocidio, non è una novità. Ma la novità di oggi a me sembra che stia nell'escalation dei sentimenti ostili a Israele. Questo per noi, per la nostra democrazia, per la nostra vita quotidiana e per il nostro presumibile futuro. Secondo voi cosa significa? Dottor Guastalla e poi Carlo Cambi, perché a me mi pare che un salto di qualità c'è e lo si respira anche nel sentire comune. Io ho citato Gattuso perché per me rappresenta l'emblema dell'italiano medio, diciamo così. Forse mediocre per carità, ma medio, no? Allora, che cosa c'è di nuovo e secondo voi a che cosa prelude questo tipo di clima che sentiamo intorno e che respiriamo intorno? Cosa ci porta da un punto di vista proprio pratico, voglio intendere, secondo voi? Dottor Guastalla. Io credo che ci possa portare ad una guerra civile dove la sinistra soffia sul fuoco, purtroppo. La destra è un po' reticente. Le ultime dichiarazioni ho sentito stamani Donzelli, ho sentito Tajani. La Lega, devo dire, si comporta meglio. Cioè, però anche la Lega è costretta, diciamo, a fare un po' di equilibrismo. La guerra civile potrà essere fra destra e sinistra e soprattutto con l'Islam, di cui moltissimi, tranne
da quello che ascolto, solo Salvini avverte il rischio gravissimo, l'Islam che sta in Europa, diciamo, conquistando casematte in previsione di un ribaltamento dei governi. Se pensiamo che in Inghilterra il ministro degli interni, una donna islamica, ha giurato sul Corano e in Francia avvengono cose analoghe, credo che la situazione in Europa non sia delle più facili. Ecco. Io credo che invece dobbiamo procedere nel rafforzamento di una libertà forte, dove le leggi vengono rispettate e fatte rispettare, e con tutti i mezzi a disposizione di uno Stato democratico. Ecco, grazie dottor Guastalla. Io ho avuto la stessa sensazione, lo stesso pensiero del dottor Guastalla, Carlo, in relazione a questi fatti che ho citato prima, ma anche in particolare eclatante alla Spagna, no? Dove praticamente un governo dice: cari amici, voi avete il diritto di fare quello che volete. E a me sembra che... di minoranza. Bello, che sono tutti governi di minoranza, appunto. Francia, Inghilterra, Spagna, Germania. E a me sembra che le masse islamiche, tra virgolette, chiamiamole così, piuttosto impropriamente, ma per capirci, abbiano ricevuto un messaggio molto chiaro. Siamo con voi, fate quello che volete, siete i futuri padroni della situazione. Sbaglio? Esagero, Carlo? Esattamente. No, non sbagli, ma c'è da dire tre cose. Perché poi la politica è la politica, cioè, se no sembra che gli accadimenti, cioè, la cosa meravigliosa è che viviamo in un'epoca in cui pare che gli accadimenti siano tutti casuali, che non abbiano un pregresso, non abbiano uno sviluppo, non abbiano delle ragioni profonde. Allora, punto 1. In Spagna gli ebrei sono sempre stati odiati. Lo sono stati dai cattolici, lo sono stati dagli arabi, e questo governo spagnolo, che si regge su un compromesso al ribasso, con una dimensione morale che è più sottile di un foglio di carta velina, è sotto ricatto. È sotto ricatto dagli indipendisti baschi, è sotto ricatto dagli indipendisti catalani, è sotto ricatto dalle minoranze musulmane, che poi tanto minoranze non sono, perché la predicazione socialista delle frontiere aperte, del venite tutti, del entriamo, del promuoviamo le minoranze, fa sì che oggi le città, e questo vale per la Francia, vale per la Spagna, vale per la Germania, vale per l'Olanda, siano sotto scacco dalle comunità islamiche più facinorose, che incendiando le periferie tengono i governi sotto il ricatto della violenza, e questi governi non sono più capaci di elaborare delle politiche che, gestendo l'immigrazione e gestendo la primazia delle leggi nazionali e della tradizione dei popoli, consentono di un'affermazione di convivenza civile. Ti faccio semplicemente notare questo: ma a nessuno preoccupa il fatto che in Germania ci sia una volontà bellicista crescente, che Merz giustifichi il riarmo tedesco, che per paura della AfD, Alternative für Deutschland, che ormai è già il primo partito in Germania, si incrudiscano le leggi securitarie. E quanto ci mettono questi per dichiarare che gli ebrei sono scomodi? Quanto ci mettono secondo voi? A fronte di un'Unione Europea che è una disunione europea, che è un mostro burocratico che sta ingabbiando le scelte e le volontà delle singole nazioni senza dare in cambio alcunché. Quello che succede in Spagna è esattamente la fotocopia della disgregazione dei valori di tolleranza, di democrazia, di libertà, che sono stati introdotti in Europa non dalla rivoluzione francese, questo è il grande errore di prospettiva, ma dalla rivoluzione americana. È la dichiarazione di indipendenza, tra l'altro scritta da un toscano che era Philip Mazzei, suggeritore di George Washington. E sta lì il fondamento dell'uomo nuovo in Europa, sta in John Locke e nel liberalismo inglese il fondamento della nuova Europa. E io rabbrividisco quando sento Starmer
che dovrebbe essere l'erede quantomeno di Winston Churchill, certo non come continuità politica, ma come valorialità democratica, parlare del pericolo Israele. Io rabbrividisco, vuol dire che l'Europa, e mi dispiace per il Presidente della Repubblica che guarda al 1914, il Presidente guardi al 1938, non è il 14. L'Europa sta sul baratro della guerra non come il 14, ma come il 38, e al posto dei nazisti oggi c'è un'internazionale della stupidità, che è quella in cui si trova riunita una sinistra senza più idealità. Sai qual è il grande danno che noi abbiamo ricevuto? È il muro di Berlino. Perché finché il comunismo realizzato era collante politico, sociale, ideologico di quella sinistra, noi lo potevamo contrastare con le armi della democrazia. Quando le spore dell'autoritarismo, le spore dell'intolleranza, le spore della violenza si sono sparse liberamente per l'Europa, incistandosi dentro le nostre società, la Schlein è la dimostrazione più evidente di tutto questo. Allora abbiamo corso e stiamo correndo un pericolo forte. Te lo dimostra il fatto che uno come Saviano può dire impunemente di fronte all'assassinio di Kirk che i morti non sono tutti uguali e che ci sono delle vite per le quali non conviene spendersi. Cioè tu lo capisci questa cosa qua? Non è molto diverso da ciò che sostenevano i gerarchi fascisti quando, rastrellando il ghetto di Ferrara, pensavano che la vita di un ebreo valesse infinitamente meno della vita di un cristiano. Ecco, allora, scusa, finisco. Sì. Se noi non facciamo questa riflessione profonda e ci limitiamo a dire no, è la reazione a ciò che fa Netanyahu, non capiamo le ragioni profonde di un odio che rischia di far precipitare di nuovo l'Europa nell'orrore del secolo breve. Come diceva poco fa Guido Guastalla. Dottor Guastalla, io veramente mi congedo da lei con un ultimo quesito, sulla scorta però di quello che lei diceva prima, che abbiamo detto finora anche con Carlo Cambi. Ma lei vede la possibilità che una parte politica, un leader politico, più leader politici, insomma che ci sia una risposta politica chiara a questo pericolo di guerra civile che lei adombrava prima, e di guerra non solo civile ma anche, diciamo così, ideologica, religiosa, culturale? Il fattore Islam lei l'ha citato chiarissimamente prima. C'è la possibilità di opporsi a questo rischio, secondo lei, concretamente nel panorama politico attuale? Io credo di sì. Comunque, per prendere Carlo, che ha detto una cosa giustissima, direi che quel tumore del muro di Berlino che ha diffuso queste spore è come un tumore che si è metastatizzato, cioè ormai è diffuso in tutto il corpo e quindi è difficilissimo curarlo, cioè non è più così facile, perché prima voglio dire, con il comunismo sovietico e anche con quello italiano, io ad esempio ero amicissimo di Giorgio Amendola, si poteva discutere perché, diciamo, era contrario da un certo punto di vista ai nostri principi liberal-democratici, e Carlo ha fatto una diagnosi perfetta. Direi che dal Locke in poi arriviamo fino a Popper, alla società aperta, e poi abbiamo completato il panorama della libertà occidentale, che ha perfettamente ragione Carlo, risiede nella rivoluzione americana e nella tradizione inglese e non in quella francese, che poi ha dato luogo alla Vendée, vero, di cui si è parlato sempre poco, ma che ora sta ritornando fuori come un periodo di crudeltà inenarrabile. Se noi non arriviamo ad una ripresa di valori, va bene, liberal-democratici, ma anche quelli della liberal-democrazia inglese erano profondamente legati alla tradizione giudaico-cristiana, che è stata espunta da Giscard d'Estaing nel 2003, mi pare, tant'è vero che però manca la Costituzione europea sostanzialmente. Ah, certo, nella Costituzione europea
Giscard d'Estaing impedì di inserire le radici giudaico-cristiane. Va bene? E questa cosa che è stata gravissima, perché praticamente ha tolto qualunque, diciamo, ancoraggio dell'Europa, che è diventato soltanto un luogo di libero scambio e di regole giuridiche ed economiche assurde spesso, come quella del tappino di plastica delle bottiglie, e le ha tolto, diciamo, quello slancio che sono i valori. Senza i valori una società decade. La società romana decadde perché a un certo punto i barbari diventarono i padroni dell'impero e anche i valori dell'impero non c'erano più. Quindi se noi non recuperiamo una dimensione di valori, accanto anche a una dimensione di sviluppo economico, di proiezione nel futuro, Draghi ieri l'ha detto con estrema chiarezza, forse lo poteva dire anche quando era Presidente del Consiglio in Italia, che senza una proiezione dell'Europa nel futuro della scienza, della tecnologia, della ricerca, l'Europa è finita. Senza di questo noi siamo in balia di una popolazione, perché poi diciamo che in Francia l'Islam è il 10%, sì, è il 10% di giovani violenti, forti, potenti, di fronte a una popolazione diciamo autoctona, fatta molto spesso di persone anziane, deboli, ormai è diciamo alla fine della loro esperienza vitale. Se noi non capiamo questo, l'Europa è veramente come nella decadenza dell'impero romano, cioè destinata diciamo ad essere conquistata. Posso dire una cosa e confrontarmi un attimo con una cosa velocissima. Sì. Voi pensate che cosa sarebbe successo oggi se in Vaticano ci fosse ancora Bergoglio? Io l'unica speranza è che c'è un Papa come Prevost che ha già dato prova di dire la mia casa è l'Occidente. Non credo che sia bastevole affermare queste derive, ma sicuramente è un elemento di minore aggravamento della situazione. Non so che ne pensa Guido. Dottor Io la penso esattamente, guarda, io sono stato un grande appassionato di Papa Ratzinger, io lo considero una delle colonne dei padri della Chiesa del Novecento. Il discorso di Ratisbona rimane un pilastro della civiltà occidentale. Dicevo, il discorso di Ratisbona rimane un pilastro della civiltà occidentale, c'è poco da ragionare. Noi siamo l'Occidente. Capito? E io ho pubblicato un libro, I nodi dell'Occidente, prima del secondo, l'odio di sé dell'Occidente e il nuovo rifiuto di Israele, che si poneva su questo piano, dove c'è anche un imam Pallavicini che è consentaneo alle nostre posizioni, perché non è vero che tutto l'Islam è diciamo contro l'Occidente. C'è una parte dell'Islam diciamo europeo, quello del Coreise e dei gruppi diciamo che in Europa ci sono, che invece ritengono di essere in Europa una minoranza e nel mondo una componente, mentre l'Islam politico ritiene che tutta la terra deve diventare terra di pace, dar all'Islam, da terra di guerra che è oggi. Quindi solo quando l'Islam conquisterà tutto il mondo ci sarà la terra di pace, cosa che è il totalitarismo di tipo universalistico, va bene, che era quello russo, questo sovietico e quello cristiano. Come, Carlo? Non c'è nessuna differenza tra marxismo e umma. Sono entrambe ideologie violente che hanno come scopo il dominio, non la promozione dell'uomo. E la differenza con l'ebraismo e una volta si pensava col cristianesimo sta lì. Cioè sono incompatibili. Non c'è Carlo. Quando si dice che gli ebrei sono convinti di essere il popolo eletto, sì, è vero, ma non troverai mai un ebreo che ha un atteggiamento razzista, che ti vuol convertire a forza. L'ebreo è convinto forse della sua superiorità, ma in quanto dialoga con Dio e quindi la sua superiorità si esprime nella sua capacità di interloquire con Dio, non di umiliare gli altri. Ci sono soltanto due ideologie o comunque due piattaforme di annientamento degli altri nel mondo, la umma islamica e il marxismo.
Dottor Guarda, Guastalla. Carlo, hai detto una cosa assolutamente importante, cioè l'ebraismo rivendica il particolarismo contro Esatto. l'universalismo. L'universalismo ci sarà nell'era messianica, cioè è rimandata, diciamo, chissà quando, ma il particolarismo ebraico significa convivere con tutti gli altri, nel senso che il popolo eletto, che vuol dire scelto per servire Dio, non impone agli altri la sua fede, perché la legge noachica, la legge di Noè, dice che chiunque sarà salvo se rispetta le leggi della natura, cioè le leggi della morale naturale. Allora, in questa dimensione, il particolarismo ebraico è odiato proprio perché va contro l'universalismo, diciamo, dei totalitarismi. Cioè, insomma, è un presidio di libertà e di individualità. Ed è il motivo per cui io preferisco San Benedetto a San Francesco. Perché San Benedetto si preoccupa della grazia attraverso il creato e non attraverso l'imposizione politica, mentre Francesco diventa lo strumento di aggressione del potere per poter conquistare un potere. Quando le religioni ragionano di potere, diventano nemiche dell'uomo, e l'Islam è nemico dell'uomo per questa ragione. Allora, dobbiamo salutarci qua solo per questioni di tempo. Io vi ringrazio per il distillato. Vabbè, ma mi fai abbottire No, per questa conversazione che è stata ricchissima. Io ringrazio Carlo Cambi, che continua a essere con noi fino alle 11. Ringrazio Guido Guastalla. Preziosissimo il suo intervento, dottor Guastalla, lo dico da ascoltatore e da cittadino. Mi riprometto di risentirci ogni qualvolta sarà necessario, quindi credo molto spesso. Grazie. Shalom. La ringrazio per la sua correttezza e soprattutto per la sua grande preparazione e precisione nel presentare i temi. Grazie a Guido Guastalla, buona mattina. Tra pochissimo siamo di nuovo in onda. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, che amore, qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free, noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Che parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, ce la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine, né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408. Ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico, vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi.
Fi. Carlo, però mi associo, ma volevo dire una cosa, volevo ringraziare davvero te e Guido Guastalla e il fatto che tu ieri mi abbia suggerito di chiamarlo sulla scorta di quell'episodio livornese di cui abbiamo parlato all'inizio, perché grazie al dialogo che avete sviluppato in questi 40 minuti che siamo stati insieme, io credo che sia venuta fuori una cosa molto elementare, che qualcuno magari percepisce a istinto o per ragionamento, ma che sia venuta fuori con un ragionamento compiuto e con una ricchezza, diciamo, di riferimenti politici, culturali, tali da far capire molto chiaramente una cosa molto semplice, secondo me. Parlando di Israele e di ebrei, noi stiamo parlando di un principio di libertà e di individualismo e di individualità che è a fondamento della libertà di tutti, perché dove c'è l'individuo c'è maggior libertà che non dove c'è la massa, la umma, o comunque dove c'è il frutto di ideologie totalitarie e collettivistiche. No? Questa è una cosa molto semplice, per cui nel conflitto attuale, istintivamente io dico mi metto dalla parte della libertà e dell'individualismo e dell'individuo, non dalla parte di chi vuole schiacciare le libertà e gli individui. Per cui questo principio a volte va difeso anche con durezza, come sta facendo l'esecratissimo Netanyahu, che però se io sono conseguente al fatto di aver abbracciato dei valori fondamentali, devo anche dire che li devo difendere strenuamente, non a metà. Per cui non mi piacciono quelli che in Italia dicono la reazione doveva essere proporzionata. La reazione è proporzionata perché tu stai difendendo dei principi fondamentali e l'esistenza di uno Stato che questi principi li incarna, volenti o nolenti tutti gli altri. Allora, Quindi tu stai difendendo qualcosa che devi difendere anche con la forza quando necessita, no? la domanda è, i palestinesi, ok? Se veramente hanno in odio Hamas, non avrebbero dovuto fare quello che hanno fatto gli italiani quando sono sbarcati gli alleati che, avendo in odio il nazismo, li accoglievano e si accodavano? Dov'è la resistenza anti-Hamas dei palestinesi? Dov'è l'accoglimento dell'IDF come truppa di liberazione dal tacco tirannico del terrorismo islamico? Dov'è? Allora, se non c'è questo, forse ha ragione Netanyahu nel sostenere che chiunque abiti quelle zone è potenzialmente un nemico di Israele e che quindi la sua operazione, per quanto possa essere, come dire, crudele da sostenere, è un'operazione di polizia, non di pulizia etnica. E non mi pare che la differenza non sia evidente e mi pare che la differenza sia peraltro abissale. Ma questo mi chiedo, ma è possibile che l'ANPI scambi Hamas per una forza partigiana resistente quando in realtà è una forza di occupazione militare e di schiavizzazione di un popolo? Ma la resistenza palestinese doveva essere un'altra, doveva essere quella che si arma contro i tiranni di Hamas. Peraltro Mustafa, in rappresentanza dell'autorità nazionale palestinese, c'è andato all'ONU a dire liberateci da Hamas. Peraltro tutti i paesi del Golfo islamici sono andati a dire cacciate Hamas dalla Palestina, salvo poi che il Qatar fa il doppio gioco e arma la flottiglia e si tiene i vertici di Hamas a casa sua a fare la bella vita. Ma questi elementi perché non vengono considerati? Ma non dico per evitare lo sdegno verso Netanyahu, ma per incentivare un'azione internazionale collettiva di pacificazione dell'area attraverso la bonifica dal terrorismo islamico. Ma è così inconcepibile, non lo so. Carlo, rispondimi te. fammi fare una battuta così cambiamo argomento, perché ti volevo chiedere un'altra cosa. Sì. C'è un'ascoltatrice, Laura, che ci scrive: però Carlo Mazzei è pisano, non semplicemente toscano, l'hai fatto passare quasi per livornese, con un sorriso naturalmente. Allora, premesso che Pisa è un incidente geografico, è vero che ha generato alcune persone
ma che non hanno riferimento territoriale. L'unico riferimento territoriale possibile è o Firenze o Livorno, cioè pazzesco. Allora, intanto sono le 10:43 che sono arrivati diversi messaggi, non sto a riassumerli, ne prendo uno per tutti. Un'ascoltatrice che ci scrive: se fosse genocidio, che fine avrebbero fatto i palestinesi o gli arabi che vivono dentro lo Stato di Israele, no? Tanto per dirne una. Detto questo, chi vuole intervenire adesso può farlo, apriamo le linee per gli ultimi 20 minuti scarsi di trasmissione. 02 92 94 72 22 per la diretta, ripeto 02 92 94 72 22 per la diretta, per i messaggi via WhatsApp anche audio 340 6709 659. Carlo, siccome tu hai fatto, come quasi tutti i giorni, la rassegna stampa, faccio un piccolo passo indietro. Che cosa ne hai ricavato dalla rassegna stampa di oggi? Di interessante e di ripugnante, in una direzione e nell'altra? Ne ho ricavato una desolazione perché i giornali sono incapaci di andare al di là del luogo comune. Sulla storia di Gaza, ma ne abbiamo ampiamente parlato, quindi non vorrei tediare gli altri. Sì. Tutti con l'operazione finale, Gaza sotto le bombe. Cioè, e le parole di Draghi come sono state catalogate dalla stampa? No, allora, quello lì poteva arrivare. Allora, Draghi ieri perdonami Carlo, perdonami perché ci sono due telefonate, poi Draghi lo recuperiamo senz'altro, però privilegiamo l'accesso alla diretta da parte di chi è in coda. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Gianni da Roma. Prego. Volevo disquisire di quello che succede a Gaza. Praticamente, non so se alcune cose un po' miste, però riguardano sempre quello. Se vi ricordate quello che è accaduto con la flottiglia del presunto drone, no? Per farvi capire come la propaganda funziona, qualche ora prima erano stati ammazzati 6 ebrei in un atto terroristico sopra un pullman o lì in una strada dove la gente stava aspettando un pullman. Automaticamente dopo un paio d'ore ci attaccano col drone perché loro vivono di propaganda e stanno sempre attenti a quello che accade alla loro parte contraria per cercare subito di dare la loro diciamo vulnerabilità rispetto agli altri. Sono sempre loro quelli più colpiti. Poi un'altra cosa, i cattivi maestri di cui si parla saranno anche cattivi maestri a sinistra, ma la colpa è della gente, perché se uno mi dice delle cose assurde o stupide o anche io non le accetto e vado avanti, quindi non è solo. Poi un'altra piccola cosa, secondo me Netanyahu quello che sta facendo lo sta facendo benissimo, perché? Perché questi si vantano, soprattutto i sinistri in Italia, di dire sempre 60.000 morti, lì c'è una guerra, ok. Vorrei far presente che questi estremisti arabi in 1 o 2 ore sommate tra l'11 settembre e il 7 ottobre hanno ammazzato più di 4.000 persone in un paio d'ore, per farvi capire che i terroristi non sono soldati. Diceva molto bene Carlo Cambi quando diceva che gli italiani durante il fascismo hanno sviluppato degli anticorpi di resistenza. Perché lì non vengono sviluppati? Perché la gente è tutta collusa. Quando una famiglia genera figli, sono contenti se muoiono per Allah, per Hamas. Perché? Allora, perché Gianni, devo salutarla. Non hanno la forza di contrastare queste cose. Il problema principale è quello. Grazie Gianni. Sono tutti collusi. Grazie Gianni, la devo salutare perché ci sono in coda altre 2 persone, poi ci fermiamo per un attimo, 3 telefonate, poi la parola a Carlo e poi riprendiamo il discorso di Draghi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottore, sono in linea, vero? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno professore Cambi. Io nutro farvi i complimenti a voi perché io una cultura ce l'ho attraverso voi. Io ritengo che i radioascoltatori della radio sono o bene o male informati. Io volevo ricordare semplicemente che quando ci sono stati la Cangarena al potere chiedevano il disarmo della polizia nostra, cioè togliere le armi alle polizie. Ora sull'esempio spagnolo di quello che hanno fatto ieri, dove il popolo spagnolo continua a votare i cosiddetti socialisti spagnoli, giusto? Quelle che praticamente attizzano il fuoco. Questo esempio sicuramente sarà trasferito a noi in Italia. Noi abbiamo una sinistra che è un tumore, dove ci sono le metastasi e continuano
hanno messo il vertice con gente della piazza che sanno fare la piazza, sanno fare manifestazioni, tutte queste cose, l'hanno portata al vertice per ingrossare le file, hanno fatto la mucchiata del disonore e quindi noi dobbiamo lottare e rallentare quello che sta succedendo in Italia, perché quando Bene. che lo faccio io, no, veramente io no. Grazie anche a lei, devo essere sintetico perché abbiamo pochi minuti. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Gino. Mi collego alla sua dichiarazione prima sui principi di libertà individuali che Israele cerca di conservare e anche di manifestare agli altri. Sono pienamente d'accordo su questo. In effetti l'essere umano deve essere libero in tutte le sue componenti. Non è possibile schiacciarlo, come invece stanno facendo anche i paesi comunisti. Perché non lo diciamo questo? Perché sotto la Russia non si può essere liberi? Perché sotto la Cina non si può essere liberi? Perché sotto la Corea del Nord non si può essere liberi? Ecco, questo concetto di libertà individuale deve valere per tutti. Ringraziamo Israele, con cui io sono d'accordo. Sono pienamente d'accordo su quello che avete detto, ma questo concetto estendiamolo anche contro questi paesi totalitari. Ecco, grazie anche a lei, perché in effetti Carlo io non trovo strampalata questa cosa. Se vedo quello che avanza da Oriente, no? SCO e tutte le potenze orientali che crescono di potere, se vedo quello che avanza all'interno della nostra società e di cui abbiamo parlato finora, insomma, temo il peggio naturalmente, temo un'oggettiva restrizione delle nostre libertà, punto. E magari anche col consenso più o meno esplicito della popolazione, come diceva Gianni, perché è la gente che segue i cattivi maestri alla fine, o torto collo o meno, ma insomma quell'humus lì c'è su cui attecchisce questa roba qua. E a me francamente mi pare un bel pericolo grosso e non vedo molti anticorpi però, francamente, né nel nostro ambiente intellettuale giornalistico né nell'ambiente politico, non li vedo. L'unico anticorpo che c'è su sta roba nel panorama mediatico italiano siamo tu e io. Siamo messi bene allora. Ma mi pare evidente. Abbi pazienza. Questi mi rifaccio, cioè, le 3 telefonate non sono da commentare perché sono aderenti a quello che abbiamo detto fino ad ora, e anzi complimenti ai nostri ascoltatori per la sagacia, per l'intelligenza e per l'acume con cui seguono la trasmissione. Ma tu parlavi prima di Rino Gattuso, no? Ma allora giocare contro la Cina va bene. No, hai capito, è sconfortante uno che ti ragiona così, rappresenta però la gran massa. Giocare contro l'Iran va bene. Appunto. C'hai meno rogne. Semplicemente c'hai meno rogne. È il motivo per cui nel romanzo di Houellebecq il professore universitario dice: a me mi sta bene l'Islam, perché così c'ho meno rogne. La differenza è un'altra, è che siamo vigliacchi. Appunto. Perché contro i cinesi, che sono quelli che comandano oggi dal punto di vista economico 3/4 del mondo, fai fatica a andarci, perché gli uiguri che vengono sterminati dai cinesi non sono uguali ai bambini palestinesi, perché gli armeni fatti secchi dalla Turchia non sono uguali ai palestinesi, però con loro ci giochiamo, ci va bene giocare, certo. Dello sterminio che il Sudan sta facendo delle tribù del Sud Sudan con credo 30-40 milioni di morti, se parla mai? Ti rendi conto che l'ipocrisia è la cosa che sta facendo franare il mondo, e per fortuna che ci siamo noi, che siamo l'antidoto al luogo comunismo. Allora Carlo, torniamo brevemente perché abbiamo pochi minuti sulla vicenda Draghi, no? Ti dicevo, altro capitolo. Però allora, comunque non così lontano da tutti sti ragionamenti, perché alla fine che cosa ce ne facciamo noi di questa Europa? Perché teniamo ancora in piedi sto cadavere? Ti rendi conto? Parliamo, allora come faccio con la mia rassegna stampa alla trombetta, ho assegnato a Draghi l'Oscar del premio Bocca di Rosa, cioè uno che dà buoni consigli. Non potendo più dare il cattivo esempio. Che cappero, abbi pazienza, perché sennò qui sono tutte vergini, scusami. Detto questo, però, Draghi ieri ha sancito una cosa straordinaria, che l'Europa non conta nulla e non esiste più.
Tu parlavi prima della Spagna, questo signore è andato lì e gli ha detto sul Green Deal, in particolare per quanto riguarda le auto, non ce lo possiamo permettere. Sì. Ok? Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione europea, ex ministro socialista all'ambiente in Spagna, con delega al Green Deal, un'ora prima ha detto sulle emissioni delle auto non si tratta. Allora, la domanda è: che senso ha invocare il debito comune, la revisione dei trattati, più Europa, eccetera, eccetera, se su una questione tutto sommato marginale, che è il 10% delle emissioni dell'8% delle emissioni totali del mondo, quindi lo 0,8% di emissioni del mondo, l'Europa non riesce a smentire se stessa perché deve tenere un principio ideologico. Secondo me questo è emblematico, basta questo per dire che abbiamo costruito un mostro che ha prodotto il disfacimento della civiltà europea e ha prodotto la compressione delle libertà e del benessere dei popoli che appartengono al continente europeo, perché oggi di Europa c'è soltanto, come dico io scherzando di Pisa, un'espressione geografica, cioè il continente europeo, ma l'Europa in quanto istituzione politica è fatiscente, sta cadendo a pezzi, anche grazie alla peggiore commissione europea mai avuta, quella della signora von der Leyen, che ha addirittura fatto peggio di Prodi, anche se Prodi porta l'enorme responsabilità di aver aperto alla Cina le porte del mercato. Carlo, ci salutiamo qua. Sono le 10:55. È Sì, già finito. è già finito. È già finito. No, ti giro un messaggio, un audiomessaggio che è arrivato nel... Chiederebbe tempi più dilatati. Sì, allora ti giro un audiomessaggio che è arrivato nel frattempo. Lo ascoltiamo al volo proprio in chiusura. Cioè, si parla di resistenza, cosa potremmo fare? Ci siamo piegati a Speranza. Cioè, pendavamo dalla bocca di Speranza e di Conte, ma dove vogliamo andare? Siamo già vinti, ci fanno vedere una siringa, noi ci caliamo le braghe e lo prendiamo dove dobbiamo prenderlo. Il popolo italiano non esiste, saremo un 10% di persone coscienti. Ieri hai messo il link sulla conferenza che ha fatto quella professoressa sull'mRNA, fantastica, l'ho fatto ascoltare a tutte le persone che potevo, tutti sono rimasti. Una parte è rimasta sbigottita, l'altra parte già sapeva tutto. Ecco, no, il nostro Grazie. ascoltatore si riferisce al fatto che ho messo il link alla conferenza stampa, insomma, all'incontro pubblico è stato fatto al Parlamento europeo su invito di una deputata dell'AfD, Christine Anderson, ha parlato Naomi Wolf, no? Che ha presentato i cosiddetti Pfizer Papers, dove le cose più apparentemente strampalate che scriveva anche Silvana De Mari sono documentate in relazione agli effetti del vaccino Pfizer mRNA sull'apparato riproduttivo femminile in particolar modo e sul numero di aborti che sono stati registrati anche in fase presperimentale su chi era stato vaccinato in quel modo. Allora io non voglio tornare su tutta questa storia, però, secondo me, Carlo, non so come la vedi tu, un minimo di verità e di onestà su questo punto va fatto. Lasciamo perdere i discorsi Novax, le strumentalizzazioni, le stupidaggini, però andiamo alla sostanza. No? La verità ce la devono raccontare o no? Sì, dobbiamo sforare un minuto e mezzo. Sì, vai tranquillo. Allora, qui c'è la solita ipocrisia. Si dice che contestare un certo tipo di medicamento significa contestare una prassi medica. Non è la stessa cosa. Appunto. Cioè, i vaccini hanno salvato l'umanità, ok? I vaccini contro la polio, i vaccini contro il colera, i vaccini contro le malattie hanno salvato l'umanità. Ed è un tema. Cioè, mettere in discussione la pratica vaccinale è una bestemmia. Punto. Poi esiste un'altra cosa. Quali vaccini e soprattutto l'mRNA o RNA messaggero è un vaccino? No. Appunto, no. È una modificazione dell'apparato ribonucleico per sviluppare la risposta anticorpale. Una mia carissima amica infettivologa che si batte
come una leonessa per evitare la diffusione dell'HIV, a mia domanda precisa ha risposto: ci sono vaccini e vaccini, e ci sono cure inventate per eradicare i mali e cure inventate per cronicizzare i mali, in modo che l'industria farmaceutica abbia un rilascio prolungato di farmaci per le terapie. Questo è il quadro. Detto tutto questo, aver assunto l'RMNA come dogma è contrario ad ogni principio scientifico, perché la scienza, come si sa, si basa per prova ed errore. E ultima questione, a me desta sospetto soprattutto una cosa, che il primo a sperimentare i vaccini a RNA messaggero si chiami Bill Gates, il quale Bill Gates ha mutato geneticamente le insalate che offre agli africani per vaccinarli attraverso il cibo. Ecco, quando si arriva ad intaccare questo tipo di processo etico, io comincio ad avere paura. Nonostante io pensi che la De Mari abbia dato luogo talvolta a delle farneticazioni, l'esercizio del dubbio non solo è legittimo, è obbligatorio, e le istituzioni politiche non possono agire per dogmi, ma devono agire per opzioni, e devono avere il coraggio di dire: abbiamo scelto quella strada perché non sapevamo che altro fare, ma se qualcuno mette in discussione quella strada è benvenuto. Questo sarebbe l'atteggiamento corretto. E ad ascoltare la Naomi Wolf al Parlamento erano in 4 gatti. Naturalmente, grazie. Ora pigliamo 20.000 euro Hai voglia? per la gente che gliene frega. Allora, grazie a Carlo Cambi, davvero grazie. Non grazie. so se è stato chiaro la mia posizione. No, tu sei stato cristallino, talché io non aggiungo una sillaba, perché sei capito tutto perfettamente e io condivido alla lettera quello che hai detto, perché mi sembrano delle ovvietà, in senso buono, naturalmente, in senso buono, in senso molto buono, perché le ovvietà qua diventano merce rarissima ormai. Comunque, grazie sì. Carlo, grazie davvero a Carlo Cambi. Che la guarda che bella, guarda che bella che è qua sul tavolo di conduzione. Grazie a Carlo Cambi, grazie a tutti, noi ci congediamo qua. Ascoltatori e ascoltatrici, ciao Giulio. Ci congediamo con un brano che adesso ascolterete per un pochino, una Gondellido Barcarola, opera 4 di un'autrice decisamente poco conosciuta. 10 settembre, facciamo un saltino indietro nel tempo, del 1885, Teodora, detta Dora Pejašević, contessa e compositrice croata, nasceva a Budapest, allora regno di Ungheria. Compone a 12 anni, i genitori vedono il talento e scelgono di farla continuare a studiare all'estero, a Monaco di Baviera e a Dresda. Nel periodo della Prima Guerra Mondiale diventa infermiera volontaria, assiste i feriti di guerra che arrivano in Croazia. Il periodo della guerra acuisce il suo distacco dalla nobiltà e in diverse lettere scrive del disgusto che prova per quei privilegi di cui i nobili godevano immeritatamente. La Barcarola di Teodora, detta Dora Pejašević. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.